Oggi si celebra San Bernardo di Chiaravalle. Il nome Bernardo deriva dall'antico tedesco e vuol dire orso coraggioso. Oggi 20 agosto è la giornata mondiale della zanzara. Il World Mosquito Day nasce per ricordare il medico britannico Ronald Ross, che scoprì il ruolo delle zanzare nella trasmissione della malaria. Per questo vinse il Nobel per la medicina nel 1902 e vuole diffondere consapevolezza sulle patologie portate da questi vettori. Resta valida la necessità di assunzione di una profilassi farmacologica ed il rispetto di semplici misure preventive per evitare le punture di zanzara nel caso si debbano affrontare viaggi nei paesi in cui la malaria è endemica. L'Organizzazione Mondiale della Sanità stima oggi che le malattie trasmesse da vettori come la zanzara rappresentano il 17% di tutte le malattie infettive, causando oltre 700.000 decessi l'anno. La sola malaria ne causa 400.000. Il mondo della scienza viene scosso dalla pubblicazione delle teorie dell'inglese Charles Darwin sull'evoluzione. È il 20 agosto del 1858 e un documento anticipa di un anno l'origine della specie, l'opera destinata a rivoluzionare tutte le certezze acquisite fino a quel momento. Sapete cosa si intende per neuromarketing? Si tratta di una branca dell'economia che individua i fattori neurologici alla base dei processi decisionali d'acquisto, come il posizionamento di un prodotto su uno scaffale del supermercato o il colore del packaging. L'ambiente circostante determina infatti delle risposte, spesso inconsce, che possono essere valutate scientificamente in base all'area del cervello che viene attivata. Basti pensare che studi dell'Università di Oxford hanno rivelato che la musica può influenzare perfino il sapore del cibo, l'odore o l'aspetto di qualsiasi pietanza. I bassi fanno risultare il gusto più amaro, mentre gli acuti rendono i sapori più dolci. Buongiorno ai 12, oggi il cielo zodiacale è illuminato da una splendida congiunzione di Luna, Venere e Giove in Cancro, potentissimi tutti quanti. Cosa riserverà per lo zodiaco? Beh, sentimento a profusione, si parlerà d'amore, vediamo i 12 come reagiranno. Ariete. Per voi il cielo vi suggerisce appunto di concentrarvi un po' di più sulla natura affettiva della vostra vita senza tralasciarne alcune parti importanti. Seppure state vivendo un momento molto importante, non giocatevi la persona giusta perché troppo distratti da impegni vari. Toro, per voi è fortemente rassicurante questa tripla congiunzione che vi mette di nuovo nelle condizioni di parlare d'amore, di affetto e di progettualità col vostro partner, anche partecipando gli altri della vostra ritrovata serenità. Gemelli, per voi il cielo è fortemente importante oggi proprio perché famiglia e affetti rappresentano un qualcosa di oggettivo, di sicuro, di solido, ma dovete pensare anche a come investire meglio sul benessere della vostra famiglia in termini progettuali, immobiliari e logistici. Cancro, che dire di questa stupenda congiunzione che proprio nei vostri gradi ha luogo, una congiunzione stupenda che vi fa pensare a tutto ciò che avete di buono e che avete conquistato in termini affettivi familiari e con il partner. Le quadrature però di questo blocco con Marte vi obbligano anche a pensare che gli alterchi e le diversità di vedute a volte possono fare crescere, a volte ci mettono davanti all'esigenza che probabilmente alcuni rapporti vanno inesorabilmente cambiati. Leone, questa congiunzione vi fa pensare al fatto che siete ancora con qualche dubbio rispetto alla grande quantità affettiva. Vi chiedete insomma se siete ricambiati adeguatamente e come veramente volete. Ne parlerete con il partner e capirete comunque quali sono le vostre esigenze di rassicurazione. Vergine,
Per voi il cielo è un cielo molto positivo, proprio perché Leone, Giove e Venere concorrono a creare una situazione corale in cui l'amore viene spinto e incoraggiato anche dagli amici, una situazione in cui finalmente potete uscire e confrontarvi con il partner, con il vostro mondo sociale, quindi scambiatevi queste vostre realtà. Bilancia, e beh, questa tripla congiunzione è tutta quadrata ai vostri gradi e al Marte che ospitate. Certo, ci pensa Plutone a trasformare, alla volontà di trasformare, anche Mercurio col dialogo vi aiuterà. Saturno e Nettuno però sono assolutamente impietosi nel mettervi davanti i limiti del vostro rapporto sentimentale, che a volte subisce moltissimo le costrizioni lavorative, le vostre ambizioni, i vostri sogni o le vostre esigenze, come se fossero totalizzanti nella coppia. Scorpione, questa tripla congiunzione in Cancro per voi tutta di trigono, quindi finalmente amore, serenità e tutto quello che volevate. Godetevi questo momento magico. Sagittario, seppure sembra distante in gradi, è proprio la presenza del vostro pianeta Giove che gode di Venere e della Luna, delle signore dello zodiaco, quindi amore a profusione per i Sagittario. Sappiatele custodire e non scalpitare come al solito con le vostre esigenze di fuga che a volte tendono un po' a nevrotizzare il partner. Capricorno, questa tripla congiunzione è in opposizione. Quando si crea questa dialettica non è necessariamente un aspetto negativo, ma i Capricorno dovranno riflettere su quanto hanno da dare in amore, su cosa veramente vogliono e se vogliono o meno continuare la loro relazione in una maniera costruttiva ed efficace, magari rinunciando a qualcosa di se stessi. Acquario, arriva anche la Luna a rincarare i sogni che Giove e Venere generosamente vi suggeriscono da lontano, per cui oggi potrebbe essere una giornata caratterizzata da incontri che vi fanno svoltare vita nella vostra carriera professionale. Siate pronti a cogliere l'occasione e comunque negli affetti c'è una grande profusione affettiva intorno a voi, ritrovate il senso della famiglia. Pesci, meraviglioso trigono di Luna, Giove e Venere per voi. Che cosa desiderare di più, visto che avete finalmente una prova d'amore eccezionale che vi mette come al centro dell'attenzione per il partner. Vi sentite i più amanti dello zodiaco. Per tantissimi anni ci siamo vantati di avere l'uomo più veloce del mondo, grazie al record di 19 secondi e 72 centesimi di Pietro Mennea nei 200 metri. Poi è arrivato Usain Bolt. Era il 20 agosto del 2009 quando il giamaicano nella finale dei mondiali di Berlino ha stabilito il nuovo primato, 19:19, migliorando il suo stesso 19:30 dell'estate precedente ai Giochi Olimpici di Pechino. Se state aspettando con ansia qualcosa, vi sembrerà che ci metta molto più tempo ad accadere. Ad esempio, pensate a quando aspettate impazientemente il corriere. Gli inglesi hanno un detto saggio che suona così: A watched pot never boils, che possiamo tradurre in una pentola osservata non bolle mai. Dino Campana, conosciuto come il matto di Marradi, la sua città natale, fu un uomo tormentato. Di sé diceva: la mia vita era tutta un'ansia. Spesso ricoverato in ospedali psichiatrici, trovava un po' di serenità mangiando castagne la sera con i suoi concittadini. L'unico esemplare del suo prezioso manoscritto andò perduto, così decise di riscrivere tutto da capo, un'impresa disperata. Dopo anni di alti e bassi, Dino fu costretto a trascorrere 14 anni in un manicomio vicino Firenze. Aveva una speranza di uscirne, ma il richiamo della libertà fu troppo forte. Purtroppo la sua fuga ebbe tragiche conseguenze. Una ferita causata da un filo spinato si trasformò in una setticemia che portò alla sua prematura scomparsa. Ci salutiamo con la frase del giorno. Se un uomo parte con delle certezze, finirà con dei dubbi. Ma se si accontenta di iniziare con qualche dubbio, arriverà alla fine a qualche certezza. E anche se la giornata può iniziare con qualche dubbio, una certezza ve la lascio. Noi siamo sempre qui, pronti a tenervi compagnia anche domani con l'imperdibile Almanacco. Buona giornata dalla vostra Martina.